Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Primo weekend in zona gialla. Dopo oltre 2 mesi in Friuli Venezia Giulia, le persone hanno preso d'assalto piazze e vie, soprattutto i bar, un po' meno i negozi, aperti eccezionalmente nonostante la festività del 1° maggio. Ma vediamo com'è andata in questo primo servizio. Il ritorno al weekend in zona gialla, dopo oltre 2 mesi di astinenza, si consuma ai tavoli dei bar, rigorosamente all'aperto, o tra gli scaffali dei negozi, eccezionalmente con le serrande alzate in questo 1° maggio. Questa è la situazione che oggi si viveva a mezzogiorno nel centro del capoluogo friulano. Tanta gente ha approfittato del sole soprattutto per l'aperitivo. Eravamo stufi di stare a casa, non è che c'era voglia di uscire, sì, tanta gente. Tutto pieno per la nostra disponibilità, non sono tantissime all'esterno perché comunque con il tempo incerto non abbiamo voluto prendere prenotazioni prima, però da stamattina abbiamo riempito tutto. Meno bene sono andati gli affari per lo shopping, anche se non sono mancate alcune lunghe file davanti alle vetrine. Diciamo che stiamo cercando di far ripartire la macchina. Oggi c'è un po' di movimento, è il 1° maggio, è una contraddizione come giornata di festa del lavoro, ma diciamo che bisognava farlo. Proprio perché dopo tutti questi mesi di intermittenza, apertura e chiusura, abbiamo deciso come anche con commercio di far ripartire questo trend di cui ne abbiamo bisogno. Dai, non lamentiamoci, diciamo che i bar e i ristoranti la vincono sempre su di noi, comunque bene, dai, molto meglio. Ok, la gente preferisce andare più nei bar o nei negozi? Io direi che mi piace andare solo al bar. Stamattina alle 10 c'erano ragazzi che erano già con la bottiglia di Merlot. E quindi è tutto da dire, sì. Nonostante la folla abbia riempito via Mercato Vecchio, via Poscolle e in particolare Largo dei Pecile, tutto è filato liscio e l'amministrazione comunale non è stata costretta a creare i varchi e a bloccare la gente all'ingresso. Udine è tornata così a mostrarsi al grande pubblico con un centro storico illuminato, il suo fascino elegante e quel tocco di magia che solo Piazza della Libertà sa donare. Da una parte il 1° maggio di chi lavora, dall'altra di chi difende i diritti dei lavoratori scendendo in piazza, e quello dei sindacati, al 1° maggio dei sindacati che come ogni anno hanno manifestato a Trieste, Pordenone e Cervignano, preoccupati per il futuro incerto. L'intervista a Natalino Giacomini, segretario della CGIL di Udine. Sentiamo. Cervignano anche quest'anno, seppur in forma molto ristretta, sobria rispetto ai limiti dettati dalla pandemia, non si ferma. Non si ferma anche perché quest'anno il 1° maggio è un 1° maggio importante, dedicato allo sforzo un po' di tutti i lavoratori, dalla sanità a quelli della cultura, al commercio, di tutti i settori, di tutti i comparti. Noi lo vogliamo rivolgere come augurio a loro, un augurio per le prospettive che non saranno nell'immediato positive. Siamo preoccupati e insieme ai lavoratori e alle lavoratrici vorremmo che oggi da qui partisse un percorso importante per riuscire ad interpretare quelle che saranno le difficoltà immediate, ma in una prospettiva di un rilancio, di una ripresa. Ripresa e resilienza, come si dice. Ecco, in provincia di Udine i lavoratori e le lavoratrici CGIL e CISL e UIL si impegneranno perché questo percorso possa essere avviato in maniera concreta in riferimento alle risorse europee. Il bollettino dei contagi di oggi in Friuli Venezia Giulia: su 6.797 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,48%. Sono inoltre 5.595 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 54 casi, ovvero lo 0,96%. I decessi registrati sono 10, a cui si somma uno pregresso. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono a 30, mentre si riducono quelli in altri reparti, che risultano essere 216. Buone notizie quindi per gli altri reparti di infettivologia. Nel frattempo al reparto di Udine a breve partirà una cura sperimentale delle monoclonali per over 50 non gravi. Sarà tra i 15 centri scelti in tutta Italia. Si attende invece il via libera e la validazione per tutta la popolazione dei test salivari. Sentiamo il direttore del reparto, Carlo Tascini.
Noi monoclonali adesso abbiamo l'uso compassionevole dell'AIFA che può essere fatto a coloro che hanno i fattori di rischio. Inizieremo invece uno studio prospettico randomizzato contro placebo approvato dall'AIFA in coloro che hanno più di 50 anni senza i fattori di rischio. Quindi per tutti i nuovi positivi, che si spera siano sempre meno, cosa che sta avvenendo in Friuli, però se uno ha più di 50 anni e ha sintomi da meno di 5 giorni può essere arruolato in questo studio che ha come capofila l'Università di Verona e Udine come centro co-sperimentatore e verrà eseguito in altri 15 centri in tutta Italia. E invece test salivari? Test salivari li stiamo, validando e sperimentando qui nell'ospedale di Udine, con migliaia di test sono stati fatti. È in atto una procedura di validazione e speriamo che sia la più celere possibile, perché questo ci permetterebbe l'autosomministrazione del test e togliere tutto quel personale sanitario che nell'ultimo anno è stato impegnato nei tamponi salivari. Se posso aggiungere, probabilmente dal prossimo mese inizieremo anche un altro studio, sempre nei pazienti domiciliari, con un farmaco orale contro il coronavirus. Quindi il messaggio è di speranza che ci saranno, grazie alle vaccinazioni, alla bella stagione, eccetera, sempre meno infetti, ma comunque cominciamo ad avere degli strumenti per trattare a domicilio i pazienti. Stretta da parte delle forze dell'ordine per l'osservanza dei dispositivi anticontagio e anti-assembramento, in particolare le pattuglie della polizia hanno vigilato città e località turistiche. Nella sola serata di venerdì sono state sanzionate 9 cittadini a Udine. A Sgonico invece i carabinieri di Aurisina della stazione di Duino hanno identificato 5 ragazzi sorpresi a fare festa a base di alcolici dopo il coprifuoco verso le 2 di notte. E a proposito di coprifuoco, è andata in scena ieri sera a Udine una fiaccolata contro il coprifuoco delle 22 organizzato da Fratelli d'Italia. Circa una ventina le persone presenti, un evento simbolico per richiamare l'attenzione del governo su uno dei temi più discussi in questo momento. Sentiamo l'intervista al deputato Walter Rizzetto. Fratelli d'Italia, dopo un'ampia battaglia parlamentare che si è visto in splendida solitudine rispetto alla modifica dell'orario del coprifuoco, scende in piazza in quasi tutte le città, in quasi tutti i capoluoghi, anche a Udine ad oggi in Italia, per dimostrare che evidentemente oggi il coprifuoco è un qualcosa di insensato. Dobbiamo dare la possibilità ai nostri ristoratori, ai nostri baristi, ai nostri lavoratori, a coloro che evidentemente portano avanti ancora questa Italia, pagando anche in un terribile momento e continuando a pagare purtroppo le tasse, lo dico, effettivamente dare loro la possibilità quantomeno di avere qualche ora in più di sera per cercare di fare qualche turno in più. Ne va chiaramente dei nostri lavoratori, ne va delle nostre imprese. Oggi il coprifuoco alle 22 è assolutamente una misura non certificata a livello sanitario, è chiaramente con tutti i distanziamenti, con tutti i presidi medici e sanitari del caso, chiaramente mantenendo sempre la sicurezza. Noi chiediamo a questo governo di portare avanti almeno di 1 ora o 2 ore il coprifuoco, soprattutto nelle regioni che oggi sono fortunatamente in colore giallo. Fratelli d'Italia è questo. Proseguiamo con la cronaca. Versa in gravi condizioni un uomo di 70 anni che intorno alle 12 di oggi è rimasto vittima di una caduta autonoma in prossimità della rotonda della stazione di Gorizia. Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112, la centrale Solis di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido, da lì il trasferimento al Santa Maria della Misericordia di Udine. E sono stati segnalati alla polizia locale di Lignano Sabbiadoro alcuni danni alle strutture e servizi pubblici del Lab Park, luogo frequentato da numerosi ragazzi. A seguito delle indagini sono stati individuati gli autori, sarebbero alcuni giovani minorenni. In particolare sono state danneggiate le porte, cartelli informativi, servizi igienici e 2 distributori automatici di snack e bevande.
Voltiamo pagina, anno record per il Consorzio Agrario con un fatturato che vola a 122 milioni di euro e aumenti a doppia cifra soprattutto nel settore Garden. L'utile ammonta a 1,5 milioni di euro. Sentiamo. Un risultato storico nonostante la pandemia conferma che l'agricoltura, quella sana, quella del Made in Italy, non si ferma mai nemmeno davanti alle difficoltà. L'Assemblea dei soci del Consorzio Agrario ha dato il via libera al bilancio con un fatturato 122 milioni e un utile soprattutto di 1,5 milioni di euro, mai così alto. C'è stata un'iniziale difficoltà perché nei primi mesi di pandemia con queste chiusure non si sapeva come avremmo lavorato, ma non dimentichiamo una cosa, le aziende agricole hanno continuato a lavorare tutto l'anno perché, come dico sempre, sono socie della natura e la natura non si è fermata. A trainare l'utile a alcuni settori. Principalmente da un grande bel risultato sulla parte dei cereali e le proteaginose, ci ha aiutato anche il bel tempo a fine anno, un incremento del 30% sul settore della meccanizzazione, poi anche un grande risultato sul settore del giardinaggio. L'Assemblea ha anche votato a favore dell'avvio delle procedure di valutazione per l'adesione al progetto nazionale dei consorzi agrari italiani, un polo dal quale si attendono numerosi benefici. Si parla di un polo aggregatore di più consorzi per dare benefici alle aziende agricole, per dargli un miglior servizio e essere anche competitivi rispetto alle multinazionali, un polo anche che andrà a potenziare le filiere produttive, metterà in rete il prodotto dei nostri agricoltori a livello nazionale, andando a interagire anche con strutture di trasformazione. Lo sport, Udinese domani impegnata nel big match contro la Juventus in crisi e comunque a caccia di un posto in Champions League per portare a casa un risultato positivo, afferma mister Gotti, non dovremmo accontentarci di difendere. Sentiamo. La Juventus, è inutile sottolinearlo, è una squadra forte che con tanti giocatori molto bravi. E per pensare di portare a casa un risultato con loro bisogna difendere bene, con grande aggressività in certe zone del campo prevalentemente e non accontentarsi di difendere. Bisogna che riusciamo a mettere in difficoltà con alcune delle qualità del nostro palleggio. Io non credo proprio che la Juve arriverà distratta e tutti sappiamo, noi, loro, tutti sappiamo l'importanza e il prestigio dell'obiettivo Champions League. Non credo proprio che troveremo una Juve distratta. Quello che sta succedendo a noi quest'anno supera i limiti della casistica, ma per come vengono gli infortuni traumatici che vengono fuori da episodi normalissimi, insomma facciamo veramente fatica a spiegarci questa cosa che sta succedendo con infortuni molto gravi e tutti di origine traumatica. Si concentrano anche molto in quel settore della squadra, aggiungendo appunto Pussetto, Deulofeu, Llorente che non sarà a disposizione neanche per la partita di domani, insomma. Sabato decisamente sfortunato invece per il Pordenone, sconfitto a Reggio Emilia per 1-0 con la rete siglata al 56esimo da Aieti. La squadra di Domizzi non è riuscita a raddrizzare il risultato nonostante la superiorità numerica dal 61esimo per l'espulsione di Iao e l'assalto finale con Butici vicino al gol del pareggio per ben 2 volte. La classifica si fa così difficile per i neroverdi, ora ad un solo punto dalla quintultima. L'Ascoli, che guidato dall'ex udinese Sottil, si sta rendendo protagonista di un'incredibile rimonta per la salvezza. Oltre ai marchigiani, dietro al Pordenone ha vinto anche il Cosenza. La distanza tra la quartultima e la quintultima rimane di 5 punti, situazione che comunque esclude il ricorso ai play-out e questa è l'unica nota lieta per il Pordenone. Bene, non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro un buon 1° maggio e soprattutto un buon weekend. Grazie, arrivederci.